Buonasera signori, buonasera a tutti, bentrovati. Come state? Un saluto a voi che siete qui e un saluto anche a casa, agli amici di Veneto Globe. Siamo questa sera in un contesto direi meraviglioso, che è quello della cantina Sommariva, e io vorrei invitare subito per fare due parole Cinzia, che è qui con noi e ci ospita per questo sesto appuntamento di Parole in un bicchiere. Ciao Cinzia. Buonasera e grazie a tutti per averci raggiunto qui da noi. Anche Sommariva fa parte di questa stupenda tradizione che il comune di San Pietro di Feletto ha iniziato l'anno scorso? No, aspetta, scusa, non Sì, ricordo, l'anno scorso, quindi nuovi ma buoni e belli tosti. L'ho detto l'anno scorso, lo dico anche quest'anno, credo che vino, viticoltura, cultura, tutto si sposa e poi quale occasione migliore, chiedo anche all'autore, di poter presentare dei libri, narrare dei libri in un contesto stupendo come quello UNESCO, insomma, siamo stati premiati un paio d'anni fa e credo che San Pietro di Feletto abbia tanto da dimostrare in questo contesto dei 15 comuni del Conegliano Valdobbiadene. Quindi vi ringrazio per essere venuti e ringrazio l'autore per aver raggiunto noi, insomma anche Sommariva c'è, si mette a disposizione e vi auguro una buona serata. grazie. Grazie mille. Noi ci rivedremo alla fine, Cinzia, vero? Facciamo un piccolo brindisi tutti insieme. Lo facciamo dentro. Perfetto, grazie mille. Ancora qualche minuto, facciamo altri due saluti, due ringraziamenti. Vorrei qui con me Fabiana Ceschin, consigliere comunale del comune di San Pietro di Feletto, e per la Proloco Lucina, che non vedo più. Ah, c'è, ok, c'è anche Lucina, bene. Chi facciamo iniziare? Parla solo Fabiana? Tu fai presenza, Lucina? Va bene, va bene. Allora ti lascio il microfono, Fabiana. Buonasera a tutti, mi hanno detto che devo stare breve, quindi starò molto breve. Io faccio i ringraziamenti alla Proloco e a Sonia Ceschin, di cui ne fa parte, che è la mente appunto dell'organizzazione di Parole in un bicchiere. Faccio i ringraziamenti anche alla cantina Sommariva, sono contenta di essere qui questa sera e ringrazio anche l'autore Alessandro Nardo, che so che è un uomo che si dedica molto al sociale, perché tramite la scuola Maratona ha anche organizzato recentemente un evento ad Accumuli, un trial per fare del bene. A gente così che fa del bene di questi tempi ce n'è veramente poca e quindi un applauso va ovviamente all'autore. Qui io mi chiudo e ringrazio anche Veneto Globe e tutta l'organizzazione. Grazie a te. Preparatissima, brava. Lucina, Un benvenuto a tutti e comunque grazie. sintetica ma efficace. Porta il nostro ringraziamento a tutta la Proloco, ovviamente, per questo meraviglioso evento che, ripetiamo, è Parole in un bicchiere. Bene, questa sera qui con noi, l'abbiamo già nominato, già visto, c'è Alessandro Nardo, che ha fatto tantissima strada per arrivare fino a qui, perché per chi non lo sapesse lui è di Vittorio Veneto. Quindi sei il più vicino, dai, tra gli autori che abbiamo avuto fino ad oggi. Bene, Alessandro nasce a Vittorio Veneto appunto nel 1965. Diplomato, lavora come impiegato tecnico. Ha al suo attivo due pubblicazioni con Booksprint Edizioni. Nel 2011 troviamo i racconti 42 e Come la gramigna siete, che sarebbe da dire di più, no? Come la gramigna siete, proprio fatta sentire in un certo modo. All'interno della raccolta i racconti della scuola di Maratona. E poi nel 2013 il suo primo romanzo Fais, che verrà poi ripubblicato da Piazza Editore nel 2021, anno in cui uscirà sempre per la stessa casa editrice il suo secondo romanzo Merica. Fais e Merica, qui diamo delle piccole informazioni, sono due romanzi storici ambientati nella seconda metà dell'Ottocento che possono essere idealmente considerati uno la continuazione dell'altro, vista la presenza in entrambi di alcuni dei personaggi, ma possono anche essere visti e letti singolarmente. Signori, Alessandro Nardo. Io Sonia mi congedo per un po', ti lascio la parola e Grazie. buona serata a tutti. Grazie.
Ecco il mio borgo, finalmente. La strada diventa più bella. Ci sono i ciottoli e non c'è la polvere. La conosco bene io, la mia strada. Conosco tutte le buche in cui potrei inciampare coi miei zoccoli. Perciò sarei in grado di evitarle a occhi chiusi. Entro dal portico principale. In fondo, in piedi, mio padre e i miei zii. Eccoli che parlano animatamente, muovono le mani. Non capisco cosa dicono, ma di certo stanno parlando dell'America. O forse parleranno della terra che stanno lasciando. Tanto gli argomenti sono quelli. Niente semina quest'anno, semineremo poi nelle terre nuove. Tutti stanno pensando a cosa portare con sé. Io porterò i miei libri. I miei genitori mi hanno fatta studiare. Sono una delle poche ragazze e non perderò questo privilegio. Le mie cugine riempiono le valigie di dote, lenzuola, panni, addirittura bicchieri e posate. No, io no. Che me ne faccio della dote? Quando troverò un uomo si vedrà, non ci penso. E poi sarà qualcuno che vorrà me, non le mie lenzuola. Eccole le donne, le vedo attraverso le finestre. Stanno preparando la cena e dovrei andare anch'io, ma sono già in tante e poi manca ancora un po' per la cena. Io passo oltre, esco dall'altro portico e cerco il nonno. Questo portico mi piace, ma io... È una vera finestra sui campi, da qui si vede tutto. Si può seguire l'intero percorso del sole, che ora sta laggiù, basso e grande sopra l'orizzonte. Il padre del nonno si è spostato in queste terre 70 anni fa, vendendo i suoi campi e ricomprando qui. Però ora, improvvisamente, il legame fra la nostra famiglia e questa terra finirà. Il nonno ha assistito a tutto questo. Ha visto tutto, lui, dall'inizio fino alla fine. Eccolo il nonno seduto sulla sua sedia di paglia, testa alta, sembra una lucertola. Tiene le braccia tese in avanti, impugnando il bastone con entrambe le mani. Guarda i campi, guarda i suoi campi, anzi guarda i campi che non sono più suoi. Il nonno non partirà con noi. Lui vuole stare qui e quando sarà la sua ora vorrà essere sepolto insieme alla nonna. Andrà a abitare da una mia zia, andata in sposa a un commerciante di Oderzo. Fra qualche giorno verrà un carro e lo porterà via da qui. Sì, il nonno andrà da loro e forse starà seduto ugualmente tutto il giorno su una sedia di paglia, ma non guarderà più i campi. No, guarderà magari le donne della piazza che vanno al mercato fra rintocchi di campane e odore di caffè. Forse piangerà. Nonno, sono qui! Nonno, vi abbraccio! Ecco, mi piace quando mi sorridete così. Vi voglio bene! Così rimasero per un po' quella sera, nonno e nipote. Un abbraccio, praticamente l'ultimo. Cara nevoda mea, la me picara. La vita è tutto un spettar. Chi che aspetta de partir, chi che aspetta de arrivar, chi che aspetta che la pianta cresce, chi lua che la madure, chi il vin che se fai, e chi, come mi, che invece aspetta sol che de morir. Mai e poi mai Elena, da che fu nell'America, dimenticò quel momento struggente sul far della sera, con un sole rosso, basso, accecante, e le lacrime del nonno che zigzagavano lentamente fra la barba ispida. Io ho letto questo libro lo scorso anno perché un amico me l'ha prestato e ho pensato di inserirlo nella rassegna perché Parole in un bicchiere è molto legato al territorio e questa terra non è solo terra di vino, è terra anche di emigranti. Molti di noi lo sono figli di emigranti, lo sono stati loro stessi, tra cui anche io, ma noi andavamo in Germania a far gelati. E quando ho letto il suo libro io sapevo che appunto erano andati in Germania, erano andati in Belgio. Poi ho letto questo libro e ho scoperto questa migrazione verso il Brasile, che non è, cioè se noi, quando i nostri genitori ci raccontavano le loro vicissitudini in Germania, erano comunque in un mondo moderno.
Invece questa era proprio una cosa stile quando vedevi i film dei cowboy, cioè quelli che andavano verso la frontiera in un mondo in cui non c'erano neanche le strade, nulla. E quindi ho pensato che fosse giusto portarlo dentro la rassegna, perché dobbiamo, per apprezzare il nostro presente e realizzare il nostro futuro, conoscere le nostre radici. E credo che Alessandro avesse questo intento scrivendo questo libro. Sì, certamente, questo è uno degli intenti. Intanto vi saluto tutti, grazie di essere venuti qui questa sera, grazie a Sonia e alla Proloco per aver organizzato e per avermi chiamato naturalmente a far parte di questa rassegna. Grazie a tutti quanti, alla cantina Sommariva, alla pianista e agli attori. E Massimo. E Massimo? Che mi ha dato il libro. Sì, Massimo che ha fatto da tramite, ha fatto il galeotto, si dice, no? Sì, è una cosa che volevo veramente raccontare, cercare di raccontare. Io, come avete sentito, io non sono rispetto a tutti gli autori che fanno parte, lei ride, ma la verità è che hanno fatto parte... Fategli un applauso di incoraggiamento perché... Che hanno fatto parte... Che da quando abbiamo cominciato a realizzare questa cosa che mi dice ma tu ti rendi conto i nomi degli altri? Ma tu ti rendi conto? Insomma, sono una rassegna che sono insieme a delle persone che fanno questo per mestiere, io faccio un altro mestiere, tutt'altro mestiere, anzi proprio non ha niente a che fare, ha più a che fare con la cantina Sommariva che non con l'America o la letteratura. E quindi è un grande onore, insomma, far parte di questa compagine. Vedetemi un po' come la persona del paese accanto, insomma, alla fine, questo sono. Ecco, letteralmente, perché sei di Vittorio. Sì, letteralmente, quindi... Sì. Quindi è così, insomma. Dovete sapere, insomma, già lo saprete, ma va detto che l'immigrazione per il territorio nostro, Veneto, ma in particolare trevigiano anche, e soprattutto dalle nostre parti proprio, è stato un fenomeno importante, ma che è durato 100 anni quasi, dall'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento fino a praticamente al secondo dopoguerra. Quindi tutti noi abbiamo, penso, un parente, uno zio o qualche vicino di casa, insomma, conosciamo sicuramente qualcuno che è partito per l'America, poi è stato in America. Abbiamo anche chi c'è nato ed è tornato. Abbiamo anche chi è tornato, e anche Carlotto diceva che suo nonno è tornato dall'Argentina, infatti. Sì, c'è anche qualcuno che è tornato, forse in epoca più recente, perché una volta... Insomma, nel periodo che ho descritto io era molto difficile tornare, cioè servivano dei soldi e soprattutto insomma, c'era da giustificare il perché si tornava, insomma, non era così, ma poi magari ne parliamo di questo aspetto. Ecco, in quel periodo, il periodo che più o meno io ho descritto, diciamo l'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento, pensate che dal Veneto sono partiti, non solo in America, anche negli altri paesi europei, sono partiti circa 400.000 persone. E se assommiamo a questi l'emigrazione temporanea, cioè l'emigrazione di coloro che andavano all'estero stagionalmente, anche in America, sembra strano, ma anche in America andavano all'estero stagionalmente, addirittura facevano proprio le 2 stagioni, cioè perché appunto le stagioni erano contrarie, facevano 2 stagioni, facevo anche questo. Arriviamo a 400 più un altro 1.400.000 persone, che magari non contemporaneamente, ma nel totale sono le persone che sono andate del Veneto. E Veneto si intende anche Friuli, perché la provincia di Udine era compresa nella regione, diciamo così, del Veneto. E quindi un numero considerevole su una popolazione che dal 1875 diciamo al 1900 era di 2.200.000, metti 2 milioni, fino ad arrivare a 2.600.000 abitanti, quindi un numero veramente grande. Tra l'altro ho scoperto dell'immigrazione temporanea, così leggendo, documentandomi, ma è stata importante anche questa,
La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando sono andato a visitare il castello, tu dovrai saperlo, di Neuschwanstein, Sì, Neuschwanstein. pronunciato giusto, Sì. Neuschwanstein, dove la guida diceva, ecco, questo è il baldacchino di Ludovico di Baviera, che è stato scolpito da un certo numero di intagliatori friulani. Ma i friulani, va bene, che i friulani sono famosi, no? Erto per le cose, i nerd, no? Dicevano una volta. Però non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Infatti Dal poi... paese di Primo Carnera era partito un altro, che è quello che ha scolpito i presidenti del Monte Rushmore in America. Poi lui si era stufato, è andato via e l'hanno richiamato perché li finisse. Sì, sì, mi sembra aver letto qualcosa anche di questo. Comunque, come ne parlava anche Mauro Corona di questi falegnami, insomma, già giravano l'Europa anche all'epoca. E poi c'era tutta una serie di emigrazioni delle persone di montagna che quando non potevano lavorare in montagna andavano a fare qualcos'altro all'estero, in Germania, Austria sostanzialmente. Ecco, per capire però, cioè, la prima cosa che mi sono chiesto è come mai proprio il Veneto, soprattutto il Veneto in quel periodo, ha avuto questo numero così alto di emigranti. Ce lo siamo chiesti tutti, penso, no? D'accordo, il periodo di carestia è noto, però ci sono delle motivazioni valide, cioè delle motivazioni che hanno portato a questo e bisogna ricercarle un po' andando a ritroso. Ecco, adesso non vorrei annoiarvi, questa è la parte un po' più noiosa. Quindi facciamo subito così. Sì, è la parte che riguarda la storia è sempre noiosa. Ma non è vero, dipende come la racconti. Bisognerebbe saperla raccontare bene. La racconti come Alberto Angela, dai, sì, ti sfido. Se raccontassi come Alberto Angelo o Alessandro Barbero, insomma, però non arrivo a tanto. Bisogna ricercarla ancora. Io insisto a dire questo, anche se talvolta faccio cadere un mito, ancora nella Repubblica di Venezia, perché la Repubblica di Venezia era già in decadenza nel Settecento, perché non poteva più reggere il confronto con altre rotte, lo sappiamo, no? Altre rotte verso le Indie orientali, fare, insomma, diciamo, rapportarsi a quello che riuscivano a portare a casa Portogallo e Olanda e verso le Americhe con le nuove rotte. Quindi già era in declino, ma soprattutto riversava molto poco, cioè, siccome non aveva più possibilità di investire come prima, riversava molto poco sul territorio interno, proprio lo stato da terra era rimasto un po' indietro perché era molto frazionato e soprattutto non investivano, i patrizi veneziani non investivano più un granché nel territorio all'interno, e questo già è un punto fondamentale. Poi con l'Austria sappiamo che l'Austria tendenzialmente investiva sì nel territorio, ma sempre in maniera misurata, perché gli interessava fino a un certo punto probabilmente. E soprattutto aveva una politica piuttosto protezionista dal punto di vista economico. Adesso qua sappiamo che più o meno, insomma, dall'epoca, ma anche adesso, si divide, la politica economica si divide in protezionista, cioè che con dazi che devi pagare per esportare e per importare i prodotti e quindi vivere di quello che produce la nazione, e una politica più liberista che invece apre allo scambio, al libero scambio. Poi sai comunque che quando passi in Austria e becchi una multa te la fanno pagare subito sempre gli austriaci. Sì, quello sì. Si sa. L'Austria era un impero grandissimo, noi eravamo una parte, un regno staccato, Lombardo-Veneto, però era un impero grandissimo, quindi era abbastanza autosufficiente, nel senso che aveva lo sbocco al mare, aveva le miniere nella Slesia, nella regione della Polonia, il sale sempre in Polonia, aveva immense pianure magiare per il frumento e quindi era autosufficiente, diciamo, quindi viveva in un modo così, una politica un po' vecchiotta, però era improntata su questo protezionismo. Invece dall'altra parte il nuovo Stato che si stava formando, quello che poi sarebbe diventato l'Italia, ovvero il Piemonte, con Cavour
aveva questa tendenza al liberismo. Cavour è andato a imparare in Francia, in Inghilterra soprattutto, l'Inghilterra è il paese liberista per eccellenza, e quindi aveva tolto, diciamo, questi dazi, e quindi c'era la possibilità di comprare all'estero a un prezzo minore e anche a far investire gli stranieri nel territorio. Infatti il Piemonte già si era indebitato all'epoca, e poi anche l'Italia era già indebitata con le guerre di indipendenza, che costavano le guerre, no? Quindi eravamo già col debito pubblico ancora prima di conoscere. Ancora prima di nascere l'Italia era nato il debito pubblico sì, italiano. Fantastico. Siamo abbonati al Prima arriva il debito pubblico e poi noi. Ecco, in realtà c'erano delle aziende qua nel Veneto, soprattutto proprio nella zona di Vittorio. Vittorio, rispetto al resto della provincia, ad esempio, aveva comunque un certo numero di industrie lungo il Meschio, soprattutto laniere, lanifici, settifici, cartiere. Quindi forse era messo ancora un pochino meglio rispetto al resto. E tutta la Piedemontana, grosso modo, anche dalle parti di Bassano, poi sappiamo Tiene, Valdagno, quella zona lì, probabilmente forse era perché sfruttavano questi fiumi o grossi torrenti come il Meschio per poter attingere appunto l'energia idroelettrica. Però gli investimenti dell'Austria non è che fossero così sostanziosi, e anche appunto questa politica di protezionismo non era favorevole agli investimenti esteri. Poi quando nel 1866 è diventato parte del Regno d'Italia, in un primo tempo si è trovato questo cambio, cioè all'improvviso la frontiera era stata portata indietro, e tutto quello che si produceva in Veneto non era più conveniente come prima per i veneti, perché dovevano subire la concorrenza del resto d'Italia, che aveva il grano che costava meno, anche dal sud Italia. Non pensiate che non arrivasse, ne arrivava e come, cioè, c'era già un florido commercio di grano, di prodotti anche dall'America stessa, ed era più conveniente che non quello che si produceva qua. Poi siccome c'è stata appunto nel 1870 quella grande carestia che ha coinvolto più o meno tutta l'Europa, che poi è stata una speculazione anche all'epoca. Questo suona familiare anche oggi? Sì, la storia si ripete. È una crisi che è cominciata addirittura in America, poi Francia e Inghilterra. Lehman Brothers nel 2008. Alla fine, sì, c'è stata anche una banca, mi sembra, che, se non ricordo male, ma adesso questo ci riguarda poco, insomma, tanto per costruire un po' il periodo storico. Anche l'Italia ha cominciato a fare delle politiche di dazi, e quindi cercando di rimediare, insomma, il fatto che potessero comprare, perché è sempre il solito rovescio della medaglia. Se sei protezionista, cioè se fai lavorare lo Stato, se fai lavorare le industrie dello Stato, se compri il grano dello Stato, è vero, sì, dai lavoro localmente, però magari costa di più che non comprarlo fuori, quindi hai poco da investire. Se invece compri quello all'estero, compri a meno soldi, e magari con quello che risparmi riesci a investire. Quindi forse ci si dibatte ancora oggi su questa, se è meglio una cosa, gli storici stessi sono, insomma, non la raccontano alla stessa maniera. Insomma, c'è chi propende per una soluzione, chi propende per l'altra. Qui adesso non è più un fatto di storia, è più un fatto di politica più che di storia. Fatto sta che in mezzo ci stavano queste persone che, oltre a questo periodo di carestia, hanno dovuto subire anche, tanto perché non vi sa mancare niente, anche l'atrofia del baco. Il baco da seta era una delle fonti di reddito per tante famiglie. In quel periodo c'è stata anche questa malattia del baco da seta, e la filossera della vite. E poi un altro aspetto fu quello della demografia, perché si continuavano a fare tanti figli, però lavoro ce n'era sempre meno e bisogna comunque dargli da mangiare a questi figli. E anche questo fu un fenomeno che purtroppo si fece sentire.
E quello... Infatti la famiglia protagonista ha il problema che il figlio si vuole sposare, ma come facciamo poi a stare tutti nella stessa casa? Sì, Siamo questo in qua troppi. continuava a far figli, suo padre poi... Sì, il padre andava a lavorare all'estero, poi ogni volta che tornava aveva Ogni la volta che nuora. tornava aveva la nuora incinta. Io lavoro, però anche voi, insomma. È così, perché una E volta... poi in questo ambiente così triste loro si divertivano, cioè festò. Sì, poi magari ne parliamo di questo, di questo aspetto qua del divertimento, perché adesso sto parlando della storia. La storia è sempre cupa, no? La storia è algida proprio, cioè racconta le cose come devono essere, in maniera... Noi leggiamo un libro di storia, non ci sono tante emozioni in un libro di storia. Allora parlo subito del romanzo storico, visto che mi hai anticipato, perché mi immaginavo che tu mi facessi questa domanda. Come mai un romanzo storico? Perché ti sei messo... Tu sei 3 mesi che siccome io l'ho spaventato a morte dicendogli che andavo a braccio e quindi chiedevo quello che mi girava al momento. Questo non ci ha dormito di notte. Oggi mi ha mandato anche la listina degli argomenti che voleva toccare. Le domande si preparano sempre, tu mi fai dove vai le a domande braccio. si preparano? Si prepara niente, non si prepara, così ci si fa portare dal momento. Abbiamo fatto di tutto in queste serate qua, portati dal momento, quindi... No, il romanzo storico, tanto diciamo con la storia abbiamo finito, perché queste erano le motivazioni per le quali poveretti hanno dovuto andarsene. Non poi facciamo 20.000 figli invece di andare in cerca di lavoro il resto della famiglia. Adesso mi hai fatto perdere il filo. No, cos'è il romanzo storico? No, il romanzo, perché mi sono così cimentato col romanzo storico? Perché, come dicevo prima, la storia è fredda, no? La storia è un libro di storia, difficilmente ti fai prendere alle emozioni, perché sono cose... Ci ricordiamo la storia, a meno che non ci sia uno bravo come Barbero che la spiega, però, o Albertone. O come Albertone, però insomma non ci sono tante emozioni. Sì, è successo questo, trattato di la battaglia, cioè, poi l'ha conquistato l'Inghilterra. Ricomincia. Poi se ci mettiamo dentro anche l'economia come prima, comincia a diventare anche un po' pesantina. E invece il romanzo storico, con il romanzo storico c'è la possibilità di raccontare una cosa vista dalla parte della gente comune. Cioè, nella normale vita di tutti i giorni. Infatti, visto che parlavamo di Barbero prima, lui dice, lui è un medievalista più che altro, no? Per capire bene come vivessero all'epoca del Medioevo, lui leggeva i cosiddetti fabliaux medievali, cioè le storielle. No, che sono Infatti andate a vedere che titoli mette ai suoi libri Barbero. Vabbè, solo quello. Però. Vedi però che lo sai. Anche qui compiti per caso, cercatevi il titolo strano del libro. Allora, queste storielle dove c'è sempre il tradimento, il prete che magari fa delle cose che non dovrebbe fare. Come si sposi? Tutte queste storielle qua, che sono divertenti, però alla fine lui dice, ma se volete capire come vivevano all'epoca del Medioevo, cioè non dovete leggere, andare negli archivi di Stato, di chissà qua che poi non trovi neanche, ma dovete leggere Boccaccio, se volete capire come vivevano, dovete leggere Boccaccio, dovete leggere queste cose qua. Infatti mi fa sorridere, però è così, insomma. Quindi il romanzo storico tra l'altro lui è anche un autore di romanzi storici, perché ha vinto anche il premio Strega. È un modo per parlare delle cose non freddo, non della persona, non esattamente di quella persona che non è esistita. In realtà questa Elena che stava parlando prima e il nonno non sono realmente esistiti, ma è verosimile che siano esistiti, perché probabilmente un saluto così da qualche parte ci deve essere stato. È molto verosimile che ci sia stato, perché talvolta si portavano i vecchi anche, ma molto spesso i vecchi rimanevano qua. Anche perché era difficile il viaggio, non è come adesso che ci arrivavi subito. Infatti quando hai detto la cosa delle stagioni mi ha colpito, perché cioè, non è che ci stavi un minuto ad arrivare in America. Sì, ma la canzone dice 40 giorni di macchina a vapore, però in realtà anche meno a volte. Ecco, quindi ecco perché il romanzo storico, insomma, è stato il mio pensiero. Già con Fais avevo voluto raccontare i nostri borghi, un po' la vita dei nostri borghi, attraverso un peregrinare, faccio un attimo un passo indietro, attraverso un peregrinare alla ricerca di un fratello scomparso, il protagonista, Gustin, di Fais, incontra vari personaggi.
personaggi dell'epoca, il vecchio pievano burbero, l'uccellatore che è lì fermo nel suo capanno e che non deve andare a disturbare, e il reduce asburgico e tanti altri, insomma. Quindi è un modo per raccontare la vita di quel periodo attraverso un filo che può essere questo semigiallo, insomma non era proprio un giallo, ma insomma un quasi giallo, un giallino. Poi loro praticamente decidono di partire, non sono completamente convinti però di partire. No. Infatti poi in qualche modo si pentono, è che ormai hanno pagato e devono andare. Sì, beh, insomma, un po' ci ripensano, perché è chiaro che non è facile affrontare un viaggio del genere. Non sapevano neanche che cosa fosse l'America. Infatti erano spinti dalla disperazione, cioè dal fatto di non avere scelta, non è stata una scelta, è stato un obbligo. Allora, facevano parte perché ci sono state sia famiglie un po' più abbienti, diciamo così, un po' più facoltose a partire, sia famiglie che invece sono partite per disperazione. Anzi, inizialmente sono partite quelle, diciamo, più abbienti, che volevano magari tentare, no? Provare la sorte, sì, andiamo che lì ci arricchiamo. E invece poi chi non aveva più niente, ma non era proprio l'ultimo, perché l'ultimo quello proprio non si muoveva neanche. Comunque costava ma era il partire. penultimo, diciamo così. Il penultimo, a un certo punto, c'è questo battere il pugno sulla tavola del protagonista, padre, a un certo punto, che mi ricorda una poesia del veronese Barbarani, che dice più o meno così: morta la vacca dalla carestia, morta la fiola a partorire, morta la donna a partorire una fiola, batte un gran pugno solo alla tola, una bastiema, andiamo via. Questa è proprio, ho preso questo pugno sopra la tavola che dice Barbarani nella sua poesia, proprio per dire basta, quando vede i figli che non riescono a mangiare con un unico mezzo uovo che gira nel piatto e con i morsi della fame sullo stomaco, dice qua bisogna fare qualcosa. Sì, lui tra l'altro era uno di quegli emigranti stagionali che tornava appunto a novembre a casa e trovava la nuora incinta ogni volta. E che diceva: almeno devo andare via, almeno sto con la mia famiglia, almeno sto assieme a loro. Se devo andare via tutti gli anni a fare la stagione e rimanere a casa solamente 3 mesi all'anno, almeno sto con loro e proviamoci, perso per perso. Se devo morire, moriremo così. Tutti insieme. Tutti insieme. E quindi poi abbiamo l'altro brano in cui parlano del viaggio. Quindi Lucia, vai.
Vedi? Sull'oceano. Le giornate passavano pigre e gli emigranti, già al 7° giorno di navigazione, cominciavano a dare qualche segnale di insofferenza. Spostandosi verso sud, la temperatura stava aumentando e presto tutti si tolsero le giacche e i pastrani della partenza, senza badare affatto di avere le maniche della camicia arrotolate o di non portare il cappello in testa. Le famiglie cominciavano a riunirsi a gruppi, secondo la destinazione. Coloro che erano saliti in treno a Vittorio, per esempio, erano tutti diretti a Santa Caterina. Loro non sapevano se si trattava della stessa colonia o di più colonie, ma dopo aver ascoltato alcuni discorsi che si facevano lì sul ponte, si erano persuasi che le ondate di migrazione andassero progressivamente a occupare nuove terre e quindi, con buone probabilità, sarebbero stati dei nuovi compaesani. Perciò parlavano tra loro come si fa per fare conoscenza con dei futuri vicini di casa. L'8° giorno videro delle isole alla loro destra, le Canarie, e questo destò almeno un po' di attenzione nei passeggeri che si sporsero tutti a guardare la novità. Verso il tardo pomeriggio il cielo cominciò a farsi minaccioso alla sinistra del piroscafo. Il vento levò e le onde cominciarono a sbattere violentemente contro la nave. Le sartie tese battevano ripetutamente contro lo scafo, ma era il rumore del mare ciò che impressionava di più. I cavalloni salivano in cielo e talvolta gli spruzzi ricadevano sul ponte. Il commissario di bordo e alcuni marinai diedero l'ordine perentorio di rientrare nelle cabine e nei dormitori. Scendendo dalle scale, Tino incontrò il solito piantone notturno. «Trento, tutti dentro che Uosse bala!» E nel giro di un quarto d'ora si ballò. I passeggeri di terza si rintanarono nelle loro cuccette, ma quasi come in sella un cavallo imbizzarrito a stento vi rimasero aggrappati. Qualcuno precipitò dalla branda al corridoio. Ovunque vi furono dei bagagli che fluttuavano e sbattevano con violenza fra un angolo e l'altro. Molti vomitarono. Nei dormitori femminili la preoccupazione era ancora maggiore, perché parecchie donne tenevano strette a sé uno o più bambini, e alcuni erano neonati, come nel caso del piccolo Benedetto, e queste avevano paura di vederseli strappare via. Le mamme urlavano e si inghiozzavano, pregando che la tempesta finisse presto, ma non appena dava un segnale che pareva lì per quietarsi, riprendeva improvvisamente vigore. Da fuori si udivano le urla del mare e gli scrosci contro la chiglia del piroscafo e tutto un insieme di cigolii, di lamiere e di tavole, ferro e legno che sembravano sgretolarsi come l'argilla. Anche i passeggeri di prima e seconda non se la passavano meglio. Molti di loro pensavano ormai di essere morti. Forse questo fu l'unico momento del viaggio in cui il prezzo del biglietto non faceva differenza. La giovane Elena, appesa con le unghie al suo posto branda, sudata e ansimante, urlava ad alta voce che la sua premonizione allora era giusta e che la nave stava veramente precipitando in una frattura dell'orizzonte e che quel Tino, maledizione a lui, gli aveva raccontato una grossa fandonia. Ma le sue parole, coperte dal frastuono della tempesta, non le udì nessuno, nemmeno stavolta. E poi ognuno stava concentrato solo sulla sua sorte. La tempesta finì alle prime luci dell'alba. Elena si precipitò sul ponte di buon mattino, così come fecero i molti che vollero respirare l'aria fresca, nonostante la stanchezza suggerisse loro di rimanere in cuccetta. La ragazza incontrò Tino che già stava fuori a osservare il mare calmo, come se questo fosse una bestia feroce, ora domata dopo lunga resistenza. Si scambiarono qualche parola di conforto. Elena gli disse che si sentiva sollevata di non essere ferita del buco dell'orizzonte e che avrebbe ascoltato ancora i suoi saggi consigli qualora entrambi fossero diretti alla stessa colonia.
Cioè, man mano che prosegue il viaggio, loro si rendono sempre più conto delle difficoltà che questo comporta, perché comunque dalle cose che avevano sentito da chi in teoria c'era andato, le cose sembravano rose e fiori, invece non lo erano per niente. Sì, c'è un racconto famoso in Brasile, ehm, scritto però non non scritto da un emigrante, ma scritto da un figlio o un nipote di emigranti, un certo Aguilar Bernardi, che era un prete tra l'altro, e è diventato famoso questo scritto, si chiama La storia del Nineto Pipita. Partì dal Veneto e andò in America per trovare la cuccagna, perché loro erano veramente convinti di trovare la cuccagna. Questa era la cosa che gli era stata raccontata dagli agenti, quelli che invogliavano a partire, no? E in realtà poi si resero conto che la Sì, cuccagna perché non c'era era... un business che li faceva partire. Ma certo, c'è sempre un business sotto, perché c'era Anche al proprio giorno tutto un d'oggi. intrallazzo col governo brasiliano che cercava perché aveva bisogno di gente. Di manodopera per costruire proprio un paese. C'era un governo che aveva bisogno di gente e faceva venire delle persone. No, io me l'ho sentita ancora da qualche parte questa storia. Sì, guarda. vero? Sì, mi sembra. Ma anche di quelli che raccontano se vai là trovi tutto. Sì, no, ma penso che anche al giorno d'oggi possiamo trovare delle storie simili. Che poi sarebbe il motivo per cui si dovrebbe studiare storia a scuola, è proprio per non far sì che non si ripetano. Anzi, forse sono anche Invece- peggiori adesso perché c'è stato un caso in cui ci sono stati dei casi in cui la nave è naufragata e sono anche morti. Però insomma quelli che muoiono adesso sono abbastanza più frequenti. E poi chi ci specula sopra c'è sempre, insomma. A dire il vero, mi è venuta in mente una cosa, non furono gli italiani i primi a andare, vabbè, a parte insomma, i portoghesi chiaramente in Brasile, gli spagnoli in Spagna, in Argentina e nel resto dell'America Latina, ma tra gli emigranti europei, diciamo così, di seconda battuta, furono i tedeschi. I tedeschi fondarono, per esempio nello stato di Santa Caterina, che è dove è ambientato questa storia, fondarono Blumenau, che è una colonia importante, e soprattutto nello stato, allora si chiamava provincia perché era una provincia dell'impero, nello attuale stato del Rio Grande do Sul, occuparono i posti più vicini al mare, fondarono Hamburg, e tutta quella zona là. Infatti gli italiani quando arrivarono dovettero andare un po' più all'interno, verso Caxias do Sul, Bento Gonçalves, l'attuale Bento Gonçalves, si chiamava così mi pare una volta. Quindi è un po' come, no? Sai quando vai al mare, magari una caletta dell'Adriatico, no? Magari vai giù per il sentierino, dice qua non c'è nessuno, ma è l'italiano e trovi il camper dei tedeschi. E a birra, vabbè, sono tutto sempre, sono sempre loro prima. loro. Vabbè, comunque anche questa volta sono arrivati prima. In Giamaica mi pare che c'è una piccola regione, si chiama Hanover, ne sono arrivati anche là. Non lo so in Giamaica, però insomma anche loro avevano risentito anzi loro, questo era ancora prima, forse diciamo furono c'era un po' di crisi anche lì, non è che la crisi non ci fosse anche là, o forse erano semplicemente delle persone che cercavano proprio di migliorare il loro tenore di vita. Questa famiglia parte piena di speranze, cioè più che altro pensando peggio di come va qua non può andare, e invece può andare molto peggio. Sì, soprattutto questo lo fu per tutti, lo fu sia per chi era poco più di un bracciante, insomma, era il penultimo, come ti dicevo prima, e sia per chi aveva delle terre, che quindi è andato in America con un po' di soldi, perché alla fine quello che trovarono non fu una terra pronta da coltivare, ma dovettero strapparla alla foresta, cioè loro dicevano occupiamo questi lotti man mano che arriva gente, però questo è il territorio. E qui non c'erano le strade? Non c'erano le strade, non c'era nulla, e dovettero proprio rimboccarsi le maniche e buttare giù proprio gli alberi. Cioè, questa fu una cosa che non riuscirono a digerire subito, insomma, perché puoi immaginarti, loro pensavano di andare giù e arare e seminare, invece non fu così. Anche perché comunque loro quando arrivano in questa foresta c'è già qualcuno che ci abita. Sì, questo è un altro aspetto che un po' insomma,
è la mia passione per il West che Sì, viene no, poi fuori. lì c'è uno degli Sì. episodi che a me è piaciuto più del libro. Sì, certo, certo. Lì in qualche modo incontrano gli indios e alla fine anzi, a dire il vero, li incontrano subito nel libro gli indios, perché c'è un flashback, prima si parla di questa cosa, poi il lettore si chiederà perché parlo di questa bambina india che viene adottata dalla Non famiglia. si può fare gli spoiler, sempre quello non si può spoilerare. Non si può spoilerare, viene adottata, ma poi c'è un senso, c'è un ritorno, insomma, in qualche modo. Alla No, fine. la cosa che a me ha colpito è che comunque c'è questo incontro fra due culture completamente diverse. Da un lato comunque anche due forme di disperazione, perché comunque ci sono queste persone che arrivano lì convinte di poter costruire un mondo nuovo, di trovare tutto facile, che pianti, tac, e viene su subito, e si trovano che si devono costruire le strade, che devono appunto strappare il posto dove dovranno vivere, la foresta. E poi hai questi indios che vengono comunque considerati selvaggi, che quelli se ne stavano lì pacifici da prima, era casa loro, e si vedono arrivare questa gente un po' strana, Sì, vestita beh, strana. anche qua la storia si ripete anche qui. E anche lì all'inizio c'è incomprensione perché non c'è modo di parlare, e poi c'è un episodio che a me è piaciuto molto, che non vi dico se non leggete, che comunque dimostra che si può comunicare anche senza parlare, solo con gli sguardi. Si può comunicare con gli, E con i con gli gesti. sguardi, ma soprattutto c'è sempre qualcosa da imparare, anche con chi ritieni che sia più selvaggio di te. E c'è per sempre una dire. forma di giustizia che va oltre le morali, oltre le norme che ci inculcano, che è la giustizia data dal fatto di proteggere chi è piccolo, di far crescere chi è piccolo. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto nel libro, che ha a che fare poi con questa bambina Caterina. E quindi anche il fatto che alla fine, come in quasi tutte le storie, soprattutto quelle ambientate una volta dove era forte il patriarcato, gli uomini, alla fine i ragazzi sono le donne quelle che hanno le palle. E infatti, qual è il ruolo della donna in questo libro? Ma il ruolo della donna Poi è è bellissimo quando siete voi uomini a parlare del Sì, libro. allora io ho fatto un esperimento qua. Ho fatto un esperimento, allora il libro è, sì, il romanzo è in terza persona come la maggior parte dei romanzi, ma non è detto perché ce ne sono anche tanti in prima persona. Però ho voluto, proprio nel racconto nel brano che abbiamo letto all'inizio, come avrete sentito, è scritto in prima persona, cioè la ragazza che racconta di lei e che va verso il nonno, eccetera, insomma. E questo è un esperimento, proprio è un esperimento tecnico proprio mio, che ho voluto inserire un capitolo, che poi sono diventati due alla fine, perché poi alla fine cioè un po' riassume un po' la stessa Elena riassume un po' tutta la vicenda. Questo esperimento di scrivere nei panni di una donna, perché mi sono immaginato insomma come potesse sentirsi una donna, e quindi è stato un po' un esperimento, insomma, ecco. Ma anche perché poi comunque le decisioni più importanti le prendono loro anche in questo Sì, libro. non in pubblico, mai in pubblico. In pubblico le donne non prendono nessuna decisione nel 1875. Ma anche adesso in teoria, va sempre in privato. Però in privato poi magari sono loro che prendono la Sì, decisione. Ma ufficialmente non contavano, insomma, è questo. Già il giorno d'oggi Qual è stata- nelle istituzioni c'è fatica. Cioè. Qual è stata la scintilla che ti ha detto scrivo questo libro? Hai letto qualcosa? Hai visto... Ma è stata una prosecuzione del primo, per cui dovrei pensare a quello. Cioè, cos'è che ti ha detto una mattina mi sveglio invece di ammorbare mentre mangiamo, raccontando le storie, le scriviamo così? Non lo so, sinceramente volevo probabilmente lasciare una mia idea, una mia... Non so, è come dipingere un quadro, come fare una Non scultura. so, era una come ricerca fare- delle radici, No, la diciamo che curiosità di sapere perché noi siamo come siamo. raccontare qualcosa della mia terra, ecco, questo è una cosa fondamentale. Dal punto di vista etnografico, diciamo così, l'idea della vita in montagna mi ha sempre interessato. Sapere come vivevano una volta, quali erano le difficoltà, quali erano i rapporti. Sì, infatti anche il fatto di, cioè per noi spostarsi, fare 10, 20, 30 km è normalissimo,
anche se si leggono anche entrambi i libri, si vedono proprio quelle difficoltà oggettive di andare in posti che adesso raggiungi in 5 minuti. Ma sì, anche Per loro questo. era un viaggio. Ma sì, certamente, sì. Sembra strano che andassero a piedi in Germania per andare a lavorare e tornassero a fine stagione, però era così. Poi hanno inventato il treno, ma non tutti potevano permettersi il treno. Sì, ma quindi- anche da Face andare al Fadalto ma era anche quello, un sì, viaggio. poi gli zoccoli e poi una Quel serie famoso di cose. tavolo, perché poi questi partono, non si possono portare dietro tutto. Sì, c'è un, C'hanno i parenti che si litigano la roba. diciamo che in Fais era un po' più morbido, in America sono un po' come dire, più cinico, ecco, più Sì. cinico, perché la famiglia, ma poi quando il padre di Tino, Arturo, decide di partire con la propria famiglia, lascia i fratelli che invece non vogliono partire loro, no? Uno perché ha il lavoro e l'altro perché dice continuo ad andare in Germania a fare il lavoro che facevo. In quel momento le famiglie si staccano, non sono più tutte unite, ma cominciano a guardare che le divisioni della casa non andavano bene così, che tu avevi il tavolo e quel tavolo lì era di tutti, Succede anche oggi. rimane lì comunque. e poi alla Questo non fine, è cambiato. appena Arturo gira l'angolo, gli altri si portano via il tavolo. Sì, insomma, quella è il quindi- tavolo, infatti mi è rimasta impressa questi che si rubano il tavolo. Cioè questo banco è arrivato fuori alla porta e questi si hanno già Sì, fregato il tavolo. se notate, insomma, se avrete la bontà di leggerlo, vedrete che dai rapporti che avevano prima, quando erano tutti nella stessa famiglia, che vivevano tutti insieme, poi da quando hanno deciso di separarsi, i rapporti cambiano totalmente. Insomma, Tu a chi consiglieresti di leggere questo libro? a chiunque abbia voglia di farlo, cioè non è che ai ragazzi, a tutti. Ho ricevuto dei complimenti anche da persone che sono emigrate dall'Italia, da una persona in Inghilterra che è la zia di una mia amica, che insomma mi ha fatto i complimenti perché dice io ho vissuto queste cose, non proprio emigrare negli anni 50 non è come emigrare nel 1875, quello che è. Però lo spirito, comunque lo lasciare la spirito terra è la rimane, stessa sì, cosa. sì, non- Perché comunque noi apparteniamo al posto dove siamo nati. Sì, ecco. No, un'altra cosa che volevo dire prima, che poi abbiamo cambiato discorso, quando parlavamo delle famiglie, la famiglia che sta meglio e la famiglia che invece va via per disperazione, la famiglia che sta meglio, insomma, che ha dei terreni, che decide di venderli, mi sono poi ispirato a un saggio di Ulderico Bernardi, che è un saggista, tra l'altro scomparso l'anno scorso, Pitergino, che parlava di questa famiglia Bortoluz, o Bortoluzzi, poi in Brasile cambiano sempre i nomi perché poi E quando arrivano li scrivono sbagliati, poi rimangono così. Beh, lì ho enfatizzato questa cosa, però molti di questi nomi vengono cambiati, se poi andate a vedere i nomi che hanno là non sono proprio quelli originali, ma sono un po' adattati al portoghese. Insomma, questo patriarca, insomma, di una grande famiglia dice, stanco delle tasse, perché prima in epoca austriaca, ma anche subito nell'immediato, nel primo regno d'Italia, diciamo, le tasse erano abbastanza sostenute, c'era la famosa e odiata tassa sul macinato, che quindi dovevano lasciare un tot, un po' come l'IVA, insomma. Quindi, Sì, non è cambiato niente. è sempre un'imposta indiretta, quindi paghi sul 4. E ce l'aveva chiaramente col governo, col re, con tutti quanti, e diceva vado ma questa è storia, non è, vado in America e fonderò la Repubblica, tra l'altro era ancora impero il Brasile, vabbè, fonderò la Repubblica di Dio. E questa cosa mi è rimasta impressa, perché lui dice io fonderò la Repubblica di Dio, come a dire non c'è nessuno sopra di me, non c'è né Stato, né governo, né re, né Dio sì, perché basta, dopo ci sono io, ci siamo noi. E questo era questo sentimento di andare lì e prendersi la loro terra e fare quello che volevano, perché questa è la nostra terra, sopra di noi solo Dio. Sì, perché l'idea che avevano quando partivano è di trovare praticamente l'America, come si suol dire. Qualcuno l'ha trovata, adesso c'è stato qualcuno che l'ha trovata, perché se andiamo a vedere, soprattutto forse un po' dopo, questi qua erano proprio i primi, i pionieri,
Dopo qualcuno ha fatto fortuna, hanno fondato imprese metalmeccaniche, per esempio, gli italiani Perché sono questi molto già gli forti avevano a fare fatto le queste strade. cose. Addirittura io sono andato in Brasile una volta, c'è una birra che si chiama birra Schincariol, non so se avete mai sentita nominare. Adesso fa parte di un grosso gruppo a Bimbe, insomma un gruppo il più grande al mondo, forse assieme a Heineken. Però il marchio originario era Schincariol, non so come pronunciassero il nome Schincariol loro. E ancora il marchio c'è ancora, quindi voglio dire, sono diventati degli imprenditori anche. Poi Non tra è che l'altro hanno siano mantenuto tutti- le radici, perché io ho visto un servizio in cui parlavano del fatto che ci sono paesi in Brasile dove parlano il nostro dialetto perfettamente e hanno mantenuto anche tutte le tradizioni. Sì, il fenomeno linguistico è un'altra cosa che ho affrontato in America, ma soprattutto l'avevo affrontata in FAIS. In FAIS ci sono molti più dialoghi, anzi, in dialetto. Un dialetto che ho cercato di riprodurre, un dialetto dell'Ottocento, anche se io ovviamente non l'ho mai sentito, però da alcuni documenti, e poi ho pensato che le parti più rustiche delle nostre zone, magari verso il bellunese, così conservassero un dialetto un po' più, appunto, un po' più duro, un po' più meno, diciamo, coinvolto meno diciamo, mescolato con l'italiano, con le parole italiane. In America l'ho usato meno perché mi sono reso conto che forse il libro doveva essere, dovesse avere una platea un po' più ampia, quindi anche andare al di fuori della nostra zona. Però ho messo dentro qua e là un po' di portoghese, mi sono un po' documentato, un po' di genovese, anche Drento, US Bala. Beh, come hanno scritto le lettere che spedivano a casa, erano fantastiche. Sì, le lettere che spedivo a casa, anche qua ho voluto rappresentare Tino, che non era proprio analfabeta del tutto, al contrario del fratello, però non si poteva dire che sapesse l'italiano. E quindi c'era questa commistione tra italiano e dialetto, pieno di strafalcioni ovviamente, che fa sorridere, insomma. Alla fine, non so se tu che hai letto hai notato, o chi l'ha letto se hai notato questo, alla fine l'ultima lettera di Tino c'è dentro un po' di portoghese. Sì, che fa capire Sì. che comunque ormai si è ambientato Sì, lì. perché poi insomma, la storia si conclude nel 1901, quindi è già un po' di anni che è là, e quindi dice a falar de mi madre, cioè, ho messo dentro qualche parola proprio per far capire che il dialetto è sempre in trasformazione, anche se soprattutto nel Rio Grande do Sul c'è una zona in cui parlano ancora, si dice il taglian, non il veneto, loro dicono il taglian, e poi vai a scoprire che il dialetto che parlano lì in questo stato è molto più antico di quello che parliamo noi, perché il nostro si è appunto contaminato con l'italiano, insomma è diventato una Il loro invece è coinema, rimasto come tale. si dice. E invece il loro è rimasto tale quale perché non avevano un modo di confrontarsi con l'italiano, no? Non ascoltavano la televisione e la radio, quindi la parola diventava Si italianizzava. non avrebbero mai detto bicer, adesso diciamo bicer, no? Bicer Goto. perché l'abbiamo contaminata con la parola bicchiere, ma se no dovremmo dire goto. Goto. Marognap, che bella quella. No, noi abbiamo alcune parole in dialetto che sono fantastiche, perché rendono l'idea. Pass, cos. Sì, il famoso freschin. Ma quello poi che una delle cose che cercano alle 3 di mattina su Google le persone quando non sanno cosa fare è una i pinguini hanno le ginocchia e l'altra è cosa significa freschin. Sì, ce ne sono certe che sono quasi intraducibili, freschin, posterno. E so che cercherete ad esempio. entrambe le cose dopo. Posterno. Posterno. Un succhet viene su al posterno. Dà molto l'idea della persona sveglia. Poi io direi di fare l'ultima lettura perché poi è successa una cosa martedì. Martedì abbiamo fatto la serata con Massimo Carlotto in cui abbiamo affrontato il tema dell'Argentina, dei desaparecidos. E uno dei nostri attori, perché qui abbiamo creato una compagnia eterogenea, molto divertente, che aveva praticamente recitato delle letture in un'altra serata. Quando verso fine serata Alessandro era presente, quindi ho detto ragazzi se poi volete il 6 ci sarà qualcun altro che parlerà di emigrazione delle persone di questo territorio
e parlerà del Brasile. E questo nostro attore che era fra il pubblico è venuto là e fa: io vorrei fare una canzone quella sera, un omaggio all'immigrazione. Quindi adesso noi sentiamo di nuovo Lucia, che è fantastica, poi sentiamo i nostri ragazzi che recitano e poi ci ascoltiamo il nostro Damiano. La radura col Barracoins era stata ampliata nei giorni precedenti agli incendi, proprio per fare in modo che non venisse interessata dal fuoco, e i cumuli di sassi erano lì a salvaguardia del confine. Dopo aver annusato a lungo l'aria, i due giovani decisero di cominciare dal settore a nord-ovest delle due Lignas. Presero dei tizzoni da un falò centrale e andarono a collocarli sul ciglio del mato. Poi, dal piccolo incendio, i due utilizzarono altri lami accesi per spostarsi lungo il perimetro del settore. Qualcuno tra gli emigranti li imitò e fu l'inizio della prima queimada della nuova colonia. Presto il fuoco si propagò tra gli alti fusti abbattuti e i cespugli secchi del sottobosco. Questi ultimi furono proprio il combustibile ideale per ridurre in cenere fumante tutti i terreni della colonia in poco più di una settimana. Gli emigranti in quei giorni non dormirono nella radura perché l'aria era irrespirabile, ma si riunirono in un ricovero temporaneo a circa 1 chilometro più a est, da dove si potevano vedere ininterrottamente le lingue di fuoco alzarsi al cielo e divorare tutto, persino il buio della notte. Al momento dei pasti, mentre a Urusanga le donne e i bambini mangiavano decentemente, seduti nel refettorio del baracao comune, la polenta con le patate appena preparata, gli uomini della nuova colonia consumavano il solito pane secco e i fagioli passati dal governo. Da quando ebbero acceso il fuoco, però, gli animali della foresta erano come impazziti, e Lisson si dimostrò un fenomeno nel catturarli con delle opportune trappole fatte coi lacci, un po' come i montanari italiani facevano con gli uccelli. Si trattava dei paca, che sembravano dei grossi topi senza coda. All'inizio i nuovi coloni ne rimasero schifati, ma nel vedere come i brasiliani se li divoravano di gusto dopo averli arrostiti sul fuoco e per giunta motivati dal desiderio di mangiare qualcosa di diverso, finirono con l'apprezzarli, soprattutto per la loro carne tenera. Videro e impararono a conoscere anche molti altri animali stranissimi, come i tateti, pecari,
chiamati dagli emigranti Porzeet dei Bosc, le ante, tapiro, i buffissimi tatù, armadillo, che si arrotolavano a palla per difendersi, e le cocce, dasiprocta. Una sola volta riuscirono a catturare anche il veado, un tipo di cervo, il quale almeno aveva un aspetto abbastanza familiare, al contrario delle altre bestie. Ogni tanto Tino ripensava alla presenza dei burgheri, senza però che questi si fossero mai fatti vedere. Lisson disse che durante gli incendi se ne stavano ben nascosti. Così a poco tutti se ne dimenticarono. Il compito dei 2 giovani brasiliani presso Nova Zeneda stava per terminare e l'ultima sera Lisson, radunando Tino e gli altri giovani della loro età, tirò fuori dalla sacca un liquore chiamato caciasa, simile alla grappa ma più dolce e con dei profumi diversi. Sorseggiando intorno al fuoco e a lingua sciolta dall'alcol, Tino chiese al brasiliano dalla pelle scura come mai lui fosse libero. Lisson allora raccontò che suo nonno, un bianco, si era spostato dalla costa verso l'interno portando con sé la sua schiava, che però lui trattò sempre come una moglie e dalla quale nacque sua madre meticcia. Perciò, provenendo da una famiglia bianca, non era uno schiavo, pur se tutti lo credevano tale a causa della pelle a vita attaccata addosso. Il ragazzo di Fais fu pervaso da un senso di smarrimento e di contraddizione. Avrebbe dovuto provare felicità perché la loro terra era stata finalmente strappata al mato e quella stessa terra sarebbe diventata presto madia del proprio pane quotidiano. Invece ne rimaneva esterrefatto, intontito dalla desolazione della foresta bruciata, dal fumo acre che per giorni e giorni sarebbe salito in cielo senza tregua e dalla cenere sollevata dal vento che gli evocava nostalgia dell'appena conosciuto ambiente lussureggiante. Ora la piana della nuova colonia appariva in tutta la sua grandezza, con il torrente austero a serpeggiare tra le sponde grigiastre e con il profilo della serra a imporsi prepotente a ovest. Mi sentite? Siccome esistono effettivamente, o esistevano perché poi hanno cambiato nome anche nel frattempo, Nova Treviso, Nova Venezia, Nova Trento, Nova Bassano, ho detto come posso chiamare? Allora insomma ho portato un po' per casa mia, l'ho chiamata Nova Zeneda. Quindi non la trovano se la cercano? Non esiste Nova Zeneda perché non potevo mettere una colonia che veramente esistita, perché poi magari qualcuno poteva fare un raffronto, invece così Nova Zeneda non è esistita. Ma però cercate solo Freschini e le ginocchia dei pinguini. Sì. E poi questi animali, che, con il loro nome brasiliano, sono veramente i nomi con i quali chiamavano i vari tapiri e armadilli, eccetera. Li ho trovati in un documento che spiega queste cose, insomma. Riguardo alle lettere, faccio un passo indietro, volevo dirti una cosa prima, poi abbiamo cambiato discorso. Per capire insomma come vivevano, ho letto diverse lettere, cioè, ci sono degli archivi, anche, si trovano anche sul web, di queste lettere, molti di questi sono conservati al Museo di Genova, Museo della Memoria Migrante, MIME, che è un museo che fa parte del complesso insomma, del museale di Genova, dove c'è anche l'acquario. E c'è appunto questa raccolta di lettere e quasi mai parlano male della terra, del Brasile, cioè anche se hanno trovato le difficoltà che non avrebbero mai immaginato di incontrare, quasi nessuno diceva sono arrivato qua su sta terra, qua mi tocca tagliare a morire. No, anzi, ne parlavano benissimo, ne parlavano come una terra che gli avrebbe dato molte opportunità, almeno coloro che sapevano scrivere, perché naturalmente non tutti sapevano scrivere, anzi la minor parte sapeva scrivere. E questo è anche abbastanza normale se ci pensiamo. A me ha colpito molto questa cosa, però è normale perché è come, non so, che
improvvisamente noi troviamo un modo per cambiare lavoro, anche al giorno d'oggi, magari non so, un'azienda non va bene e diciamo al nostro collega, dai, sta qua, mi vai, trova lavoro da un'altra parte, e dopo invece vai a raccontare che stavi meglio prima, insomma, e quindi... è come quella quando vai al cinema, vedi un film che fa schifo, poi dici che era bello perché la fregatura No, ma si si vergognavano chiaramente, anche perché tornare sarebbe stata una sconfitta, oltre che essere Quindi a un questo costo. punto andavano avanti. Andavano avanti. Anzi, dicevano, venite. Dividiamocela in tutti, sta botta di vita. È così. Così. Adesso ascoltiamo Damiano. notte non finisce mai, l'America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dov'è libertà e l'acqua è più pura di un canto. Ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà su ogni paura ed oltraggio. Amore, vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare, poi si sta col fiato a metà e tutti tacciono e tanti pregano se il Signore vorrà. E il passo perde il tempo e niente sembra vero, mai nessun temporale lavare potrà le nostre ferite dal sale. Amore, vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare, quasi giorno e ormai poi il tempo si ferma, qualcuno grida terra, terra, terra. Amore, vedi così buio è questo mare, è ferita che non scompare, dove va il tempo chissà, e gli occhi tacciono ma a notte sognano il motore che va. Vogliamo Riccardo adesso. Beh, intanto voglio ringraziare Alessandro per essere stato qui, ma poi voglio ringraziare, come ho fatto anche qualche sera fa, tutti quelli che ci mettono del loro per portare avanti questa cosa. Ragazzi come Lucia che a 14 anni
suonano senza spartito perché si stanno allenando da 3 mesi per questa sera. Loro, Antonella, Roberto e Mariangela, che fanno parte della compagnia teatrale Colonna Infame e del gruppo di lettura Grillo Parlante, che quando noi abbiamo chiesto se ci davano una mano si sono messi subito a disposizione e ci seguono in tutte queste serate. A tutti voi che ci venite sempre, perché comunque siete sempre belli numerosi, anche quando piove, anche quando ci sono le partite di Champions, voi venite. Alla Proloco che rende possibile tutto questo, perché ragazzi, paesini come ha detto qualche sera fa Benetello, paesi da 5.000 abitanti che mettono in piedi queste cose ne trovate pochi, forse nessuno. E poi anche il nostro Riccardo Checchin, E a te? che sembra borghese, grazie. Infatti quello che ci vuole grosso è l'applauso per Sonia, perché senza di lei comunque tutto questo non ci sarebbe. Ma anche Quindi senza grazie. di loro non ci sarebbe, perché poi ho tutti Indubbiamente. gli amici che mi aiutano e poi c'è gente come Damiano che gli viene voglia di fare sta cosa così e la fa. E la E fa, la fa. perché qui si può fare tutto. Sonia, tu hai già detto tutto, eh? Ti rubo il mestiere. Ma te c'hai la voce figa, quindi vai. Ehi là. No, non è vero. Quindi grazie, a questo punto io ringrazio Alessandro che è stato preziosissimo. Grazie a voi. Noi ci diamo appuntamento per mercoledì questa volta, Sì, vero? presso Ne le avremo Manzane. 2 al prezzo di 1. Esatto. Ok. Avremo Paola Barbato con il suo nuovo libro La cattiva strada, uscito il 31 maggio, mi becca sempre il 31 un po' così, e con il suo compagno Matteo Bussola, che il suo libro uscirà più avanti, quindi ci parlerà del suo libro precedente, Il tempo di tornare a casa, e anche lì avremo chi suona, avremo chi recita, avremo di tutto un po'. E allora ci siamo, grazie a tutti, io vi auguro la buonanotte, ma prima di andare via ci spostiamo un attimo all'interno, Cinzia Sommariva ci aspetta e facciamo un brindisi Dove tutti insieme. potrete anche comprare il libro, farvelo firmare, chiedere qualcosa se volete, visto che sa un sacco di cose, e spero vi divertiate, che vi siate divertiti e che continuerete a divertirvi con noi. Grazie ancora, buonanotte.